Riccardo Pizzalis, attualmente rappresento il PD di Milano e stasera il mio compito è quello di introdurre un pochino questo incontro. Innanzitutto vi do il benvenuto e do il benvenuto anche ai nostri relatori, vi ringrazio per aver accettato questo invito a quest'altro appuntamento sulla sanità che come circolo appunto abbiamo deciso di organizzare ancora una volta appunto per rendere più esplicite le criticità che competono a questa materia, insieme a chi ovviamente a coloro che diciamo in modo complementare possono fornirci dati ma anche risposte e proposte in quanto appunto soggetti politici. Personalmente ritengo per me un dovere dare voce ai problemi che gli utenti, quindi i pazienti, vivono nella quotidianità, allo stesso modo quindi delle difficoltà professionali e anche umane che insistono su coloro che nelle strutture sanitarie lavorano, aspetti che sono stati evidentemente acuiti anche da questi ultimi anni di pressione pandemica. Questa volontà diciamo per due ragioni principali, per una sorta di doppia responsabilità che sento. Una è quella individuale in quanto aspirante medico e l'altra invece diciamo ha un carattere più collettivo in quanto, come dicevo prima, attualmente sono il segretario del PD qui a Milano. E prima di lasciare la parola ai relatori ci tenevo a ricordare anche che l'ultimo appuntamento sulla sanità da noi organizzato, almeno quello in presenza, perché altri in questi ultimi 2 anni sono stati gestiti ovviamente anche da remoto, è quello che si è svolto il 20 febbraio del 2020, quindi il giorno antecedente all'individuazione del primo caso di Covid nella nostra regione, se non mi sbaglio. Quella sera abbiamo affrontato temi tra i quali c'erano la mancata attivazione delle strutture intermedie o ad esempio la gestione delle liste d'attesa. Ecco, sono passati 2 anni, questa sera abbiamo di nuovo l'opportunità di fare il punto sulla situazione e penso sia doveroso capire qual è lo stato dell'arte e quindi quali azioni concrete, ovviamente anche politiche, possono essere attuate. Quindi di questo parleremo con i nostri relatori che sono appunto Francesca Zottis, che conoscete, è consigliera regionale, ricopre il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale e fa parte della quinta commissione, quindi la commissione che ha come materia le politiche sociosanitarie. Poi a differenza di quanto riportato all'interno del volantino, purtroppo Claudio Beltramello non potrà essere presente per un impegno sopraggiunto nel comune in cui è amministratore. Abbiamo Gabriele Petrolito, medico, assessore alle politiche sociosanitarie al volontariato di Milano e anche componente del gruppo strategico sulla sanità sociale del PD Veneto. Inoltre stiamo aspettando anche Margherita Miotto, già deputata della Repubblica e segretaria della Camera dei Deputati. Subito dopo dovrebbe arrivare anche Tiziano Baggio, che come sapete è il nostro candidato sindaco, candidato della coalizione di centrosinistra, che però in questo momento è occupato in un altro incontro qui vicino, qui a Zianigo. L'ultima cosa, poi ti lascio la parola. Volevo aggiungere che appunto non possiamo parlare di sanità se non secondo una dimensione sovralocale, quindi una dimensione sistemica. Allo stesso tempo però conosciamo e siamo anche in qualche modo insomma affezionati, lo sentiamo come nostro l'ospedale di Milano, le strutture sanitarie che abbiamo qui, così come la medicina che viene esercitata nel nostro territorio, per cui questa sera appunto cercheremo di integrare questi vari livelli, questi vari piani insieme a loro. E niente, ti lascio la parola Francesca e vi ringrazio. Grazie a tutti e grazie insomma della partecipazione e dell'invito, che è sempre importante per quanto almeno mi riguarda, anche il confronto e la possibilità finalmente anche di potersi rivedere in presenza, soprattutto in questi momenti. Io farò diciamo un intervento più di carattere tra virgolette generale e poi Gabriele scenderà poi nel particolare per quanto riguarda la realtà di Milano e del milanese. E faccio solo un primo passaggio, nel senso che l'impostazione dell'intervento è anche di quello che vorremmo in qualche modo far capire con un'analisi delle proposte. Forse la mascherina. Sì, provo a togliermi, sentite meglio.
analisi delle proposte è quello di dire come come è coordinata in qualche modo la sanità e il territorio, quindi l'aspetto sociosanitario all'interno della Regione Veneto. E negli obiettivi che ci sono nel piano sociosanitario, che andremo a rivedere probabilmente alla fine di quest'anno, c'è quello chiaramente di coordinare tutti gli aspetti della rete assistenziale in modo appropriato, continuativo e integrato. Quindi le tra virgolette critiche e le proposte si basano proprio sull'analisi di dire quanto noi riusciamo a dare continuità all'assistenza e alla presa in carico delle persone e anche dei professionisti stessi, e quanto poi è appropriata chiaramente la cura che viene fatta. Iniziamo dai dati generali. Sul volantino c'era un'analisi del fallimento del modello Veneto. Questo si basa su alcuni dati reali che riguardano anche in particolar modo la Regione Veneto, nella quale sicuramente nel periodo del Covid alla fine del periodo del Covid c'è stato un recupero in termini di assunzioni dei medici di medicina generale, ma c'è un dato che assolutamente è certificato dall'Eurostat, che ci era stato fornito dalla CIMO, e altri dati che ci vengono dati dall'ONASI, che sono dati in cui ci dicono ad oggi come regione noi siamo la penultima regione, e particolari criticità avvengono soprattutto nell'area emergenza-urgenza. Per questo è stato fatto un provvedimento da noi contestato su alcuni aspetti, adesso spiegherò il perché, qualche settimana fa, sulla riorganizzazione sociosanitaria del territorio veneto, in cui si andavano a inserire in modo stabile, perché erano già inseriti e dal primo anno, come medici medicina generale e medici in attività di emergenza urgenza del pronto soccorso, anche gli specializzandi. Quello che noi abbiamo è una proposta con 1500 pazienti, arrivare fino a 1200 pazienti, che è una proposta che c'è anche a livello nazionale. Quello che noi avevamo richiesto era che nella proposta veneta, oltre a prevedere da subito il tirocinio in formazione, che sarebbe già previsto, ci fosse anche un tirocinio durante l'attività. Questa è una proposta che oltretutto non viene solo dai consiglieri regionali del Partito Democratico, ma proveniva proprio da la FIMG, in particolar modo una delle sigle sindacali della rappresentanza dei medici, ma insomma dalla categoria comunque dei medici, che dicono che quindi non è, perché la critica può essere c'è già carenza dei medici, cosa chiedete che questi medici si facciano anche carico dei medici specializzandi del primo anno. La loro richiesta è no, noi ce ne facciamo carico anche magari utilizzando quella che è la tecnica di telemedicina, proprio per accompagnare il medico al primo anno specializzando, che si ritrova o in emergenza urgenza o a fare il medico di medicina generale, per riuscire ad accompagnarlo perlomeno nel primo periodo a comprendere quella che poi è la messa in pratica di quello che chiaramente ha studiato. Lo dico perché su questo è nato anche, magari l'avete anche letto sul giornale, è nato un dibattito molto acceso, e credo che ci voglia un po' di chiarezza per evitare strumentalizzazioni da una parte o da un'altra. Quindi la proposta era esattamente questa. Questo è chiaramente, per quanto ci riguarda, poi andrò più nel particolare, ci sono due dati che però vanno presi in considerazione. Uno è di livello nazionale e l'altro è di livello invece territoriale veneto. La questione dell'aumento delle aggressioni e delle criticità anche all'interno soprattutto degli ospedali nei confronti dei medici e nei confronti dei professionisti è un dato nazionale, estremamente preoccupante. È un dato probabilmente dovuto anche dalla pressione che c'è stata negli ultimi anni, però la mancanza invece del territorio è un dato oggettivo all'interno della Regione Veneto. Lo avevamo già visto, lo ricordava prima il segretario, qualche anno fa, poi ci ritornerò con dei numeri, e questo determina chiaramente una mancanza di un anello, perché quando noi avevamo fatto modello hub, modello SPOC, in teoria il depotenziamento tra virgolette di alcuni ospedali in termini di specializzazioni non serviva solo per dire iperspecializziamo e diamo una cura quindi migliore in determinati poli, ma doveva servire anche a dire in qualche modo il territorio maggiormente organizzato si fa carico della persona e sopperisce ad alcune funzioni che alle volte vengono invece svolte dall'ospedale stesso. Questo aspetto qui, e adesso dopo torneremo sulle case di comunità, è comunque totalmente molto mancante. Adesso il numero lo ripeto dopo, però dovrebbe essere solo il 20% dei medici sono aggregati negli ultimi anni. Questo è un dato obiettivo
che ci fa capire come l'anello che doveva in qualche modo far funzionare il modello generale, se viene a mancare in quel modello generale in qualche modo non riesce più a dare la sua appropriatezza di cui parlavamo prima. È evidente che poi c'è un altro dato che è quello della carenza dei medici e quindi anche la carenza di una presa in carico effettiva. Credo che lo si viva ormai in tutte le aree del Veneto, su quelle con problemi, io penso a Venezia e Isole ma anche a Belluno, quindi le aree più isolate lo sentono in modo ancora più pesante. Però sta di fatto che è un dato che è uscito proprio ieri, entro il 2024 si prevede il pensionamento di 375 professionisti e quindi di 500.000 di veneti senza medico di medicina generale. Quello che noi proponiamo, rendendoci conto al netto della proposta e della legge approvata di cui vi ho già parlato prima, è nel momento in cui, e anche questo viene da un confronto che abbiamo avuto col territorio, con la categoria anche dei medici e anche dei rappresentanti degli utenti, è quello, e con le forze sindacali, è quello di dire facciamo ripartire quello che oltretutto era previsto per legge, che era il comitato permanente regionale che è previsto comunque a livello nazionale, sul quale andare a riorganizzare completamente sia la parte formativa sia la parte in qualche modo di accorpamento dei medici medicina generale, perché è evidente che la proposta che viene da livello nazionale e che viene da livello regionale un po' diversa, ma comunque perché potenziata, noi diamo in carico più pazienti rispetto a quello che, insomma, sfruttiamo al massimo quello che verrà previsto dalla legge nazionale, ma al dentro di questo manca, è una toppa del momento. È una toppa che non considera ancora purtroppo il cambiamento dei bisogni di cui sopperiscono alle volte le strutture intermedie. Penso a tutte le patologie riguardanti la demenza, riguardanti l'Alzheimer, riguardanti la sclerosi, riguardanti anche alcuni aspetti di malattie infettive che stanno sempre più non nascendo, che probabilmente si stanno scoprendo anche di più, ma alcune che stanno anche nascendo. In qualche modo è evidente che ad oggi alcune strutture intermedie mettono top, io penso ai centri servizi per anziani, ma non hanno un reale accompagnamento, ma penso anche, dopo ci ritorneremo alla neuropsichiatria per infantile, non hanno un reale accompagnamento né forse formativo completo. Proprio alcune categorie dei medici dicevano: guardate, bisogna non solo formare l'aspetto scientifico, ma formare l'aspetto umano, perché c'è sempre più bisogno della formazione e anche della presa in carico umana, e sia la questione di una riforma delle professioni sanitarie complessiva che è sul tavolo del Senato con una proposta della senatrice Boldrini e se ne sta occupando il governo, per rivedere i vari professionisti, anche non solo i medici, quindi parlo degli infermieri e degli operatori sociosanitari che ad oggi non sono inquadrati, come l'operatore sociosanitario non è una figura inquadrata al contratto collettivo e questo è un problema serio. Anche perché non permette questo di fare alcune attività, proprio di andare a rivedere quelli che sono dei ruoli, ok, e quelle che sono le loro funzioni in termini sia di crescita professionale sia di adattamento a quello che è il fabbisogno attuale della società attuale. L'accompagnamento, l'ho già detto prima, sul campo degli specializzandi al primo anno, anche in forma telematica come modello di tutoraggio, quindi ampliare anche, allora, questo come modello, e in più la proposta era quella di ampliare il numero di ore di tutoraggio in formazione rispetto a quelle che vengono già previste, e questo è una richiesta che viene fatta, diciamo, da tutte le categorie di tutte le professioni. E poi la programmazione delle borse di studio, perché è vero che sono state aumentate le borse di studio nell'ultimo anno anche dalla Regione Veneto, ma è vero che di fondo c'è stata una mancanza di programmazione precedente che in qualche modo non avrebbe risolto il problema completamente, ma avrebbe potuto immettere comunque un numero maggiore di medici, anche se poi tornerò sul problema dell'attrattività. Quindi la programmazione nei prossimi 4-5 anni sarebbe fondamentale e è il ruolo della Regione. Se è vero che ci sono dei problemi in termini di inquadramenti e di anche numero di medici che sono dovuti anche dal livello nazionale, poi in qualche modo Margherita su alcuni temi torna, è anche vero che c'è stata anche un buco programmatorio da parte della Regione, che è tutta a materia e competenza regionale. Ruolo dei sì, su questo è evidente che quando noi parliamo di territorio, noi parliamo di professionisti, ma parliamo anche di chi in qualche modo ha o potenzialmente avrebbe il compito e la funzione di farsi carico di quella che è un'organizzazione dei servizi del territorio da un punto di vista sociale, che sono i sindaci.
Su questo, con la legge 19 del 2016, la legge che viene detta azienda zero, in qualche modo è stato scardinato anche il ruolo dei sindaci stesso, nel senso che hanno un potere consultivo ma non hanno un potere obbligatorio. Quando tu hai un potere consultivo, onestamente fai molta fatica ad incidere su quello che è poi il risultato finale. Quindi noi qui facciamo comunque delle proposte, le avevamo già fatte allora, le ripetiamo, forse le avevo già dette anche l'altra volta, però comunque sono sempre le stesse, quelle di avere il parere obbligatorio sull'atto aziendale, il parere obbligatorio sul bilancio, sull'approvazione del bilancio e sul piano di zona, che il piano di zona non è altro che lo strumento che poi va a organizzare quelli che sono i servizi in forma quindi realmente partecipata, perché se c'è chi fa in qualche modo partecipazione, incontra quelli che sono gli enti del terzo settore, quelli che sono le associazioni che si fanno spesso carico, penso insomma, ad alcune associazioni anche presenti che fanno carico del servizio della domiciliarità, sono proprio i sindaci o i loro assessori, e questo chiaramente diventa un ruolo assolutamente centrale. Su questo, dopodiché torno indietro. Quello che sarebbe in questo momento centrale è andare all'approvazione della cosiddetta legge degli ambiti territoriali sociali, che sono gli ambiti in cui è divisa la regione e in cui in qualche modo si dovrebbero coordinare i vari comuni per erogare determinati servizi in termini di sociale, penso ai servizi alla povertà per esempio. Questo purtroppo i sindaci molti comuni fanno molto fatica a farlo, perché non hanno né una dotazione finanziaria specifica né una dotazione di personale specifica. Questo è dovuto da una mancanza di legiferazione, nel senso che sono stati individuati gli ambiti con i distretti, ma il problema è che non hanno un reale inquadramento giuridico che deve darlo la regione. L'inquadramento giuridico però deve considerare, c'è stato un percorso di partecipazione con l'Università di Venezia in cui alcune amministrazioni hanno partecipato a questi percorsi di formazione, ma non siamo ancora arrivati alla fine, deve considerare sicuramente la criticità che i comuni hanno in termini di personale, ma non può togliere ai comuni la titolarità della gestione dei servizi, perché l'ambito territoriale sociale per legge nazionale è previsto che venga gestito dal comune. Allora la nostra proposta è di arrivare alla legiferazione prima possibile, su questo abbiamo interloquito spesso anche con l'assessore e dovremo essere alla termine di un percorso, ma che non avvenga in modo gerarchico in cui in qualche modo il comune l'aggregazione di comuni è costretto a delegare all'ULSS la gestione del servizio, ma con un modello a rete in cui il comune mantiene la propria titolarità. È chiaro che fa rete con quelli che poi riescono ad erogare realmente il servizio, che va dall'ULSS ad altri invece enti del terzo settore che in questo momento possono esercitare determinati ruoli. Questo è un argomento estremamente importante sulla quale bisognerebbe dedicare un'intera serata, quindi non mi soffermo, perché è centrale, forse ci ritornerà anche Gabriele, rispetto proprio a quello che i comuni potrebbero fare che in questo momento non riusciamo a fare, anche in termini di funzionamento delle future case di comunità, dove se è vero che la casa di comunità dovrebbe essere in qualche modo un polo multiservizio, ok, semplifico sempre perché multiservizio in cui uno viene preso in carico. È anche vero che questo è possibile nel momento in cui tu hai i soldi per farlo funzionare, quindi bene che venga finanziato lo stabile, ok? Ma nel momento in cui c'è una scatola, la scatola va riempita in termini di personale e in termini poi di funzionamento del personale stesso. Le proposte nostre sono, oltre a quelle che vi ho detto prima, spesso ne abbiamo sempre parlato di welfare generativo. In che termini? In termini proprio di andare a vedere quali sono le iniziative che si possono prendere per riuscire a dare quelle risposte mancanti. Uno degli elementi su cui ci si sofferma sempre poco è la questione dei LEA. Noi vediamo sempre sugli articoli che il Veneto rispetta i LEA. Allora, noi su questo stiamo facendo una battaglia in quinta commissione, stiamo chiedendo anche un accesso agli atti per avere dei dati più specifici, anche per riuscire a fare delle osservazioni che non siano una di pura critica, ma proprio di proposte di coordinamento con quello che poi è il settore sociosanitario, i professionisti che lavorano. Perché vorremmo avere degli indicatori più precisi su quello che è l'applicazione, soprattutto in alcune aree che sono critiche in termini di numero di personale, e questo è anche in termini di patologie che sono cambiate. Prima vi facevo riferimento alla questione della psichiatria, della neuropsichiatria e anche della prevenzione. Sono tre aree. La prevenzione, per esempio, se noi guardiamo alla questione dei veterinari,
ma abbiamo una produzione agroalimentare che è seconda solo alla Lombardia, abbiamo metà del personale lombardo. Questo è un dato e infatti nella misurazione finale cosa proponevamo noi, che purtroppo in questo momento non è ancora stato attuato, speriamo che venga considerato, bisogna andare nel nuovo piano anche a fare un controllo reale di tutte quelle che è previsto a livello nazionale, le azioni di pianificazione, di valutazione, di reintegrazione delle archiviazioni delle attività di controllo, penso al SISP, ma penso anche al controllo dentro quelle che sono le aziende che comunque non producono, allevano galline, ok? Devo capire alla fine qual è la performance finale che mi viene effettuata. Noi quindi vogliamo in qualche modo che questo elemento venga messo dentro a quello che è il piano attuale, che è appena stato tra l'altro portato qualche mese fa, non siamo sempre noi, ripeto, è un lavoro di condivisione fatto con chi poi rappresenta e lavora nel settore, per avere chiarezza su quelle che poi sono realmente i risultati finali. E la stessa cosa vale per la neuropsichiatria infantile. Avevamo chiesto che ci fosse proprio una ristrutturazione della comunità, la chiamiamo, dei servizi quanto riguarda la neuropsichiatria infantile, perché è evidente che da una parte c'è un aumento notevole dei casi purtroppo di bambini e di adolescenti con patologie psichiatriche o psicologiche o borderline, dall'altro non c'è stato un aumento reale di personale adeguato e che, ripeto, prende in carico realmente la segnalazione. Io penso, non sono un medico e mi scuso, ma penso a un medico e a un pediatra. È evidente che nel momento in cui non ho una rete che struttura, a quel punto sia chi ti prende in carico, sia il medico di medicina generale piuttosto che il pediatra, alla fine il rischio è che si cada sulla medicalizzazione. Se un bambino soprattutto non viene preso in tempo, finisce lì, perché a un certo punto non riesci più a dargli quel supporto psicologico e anche psichiatrico che basti. E quindi questo è un elemento per noi fondamentale, ma proprio in quello che è quella visione di welfare generativo della società. Ci sono dei dati che ci fanno vedere, dopo torno anche perché c'è la questione anche, torneranno anche altri dei centri servizi per anziani, insomma i temi sarebbero molti, però ci sono dei dati che ci fanno vedere come più andiamo avanti, più i temi saranno proprio quelli della presa in carico delle persone con questo tipo di patologie e sempre la presa in carico dei più giovani, perché il problema dell'invecchiamento purtroppo sono dati anagrafici, noi siamo meno di quelli che c'erano prima di noi, saranno meno. E quindi in qualche modo anche il modello bisogna che noi ce lo studiamo fra 20 anni, che non arriviamo come adesso al problema che abbiamo invece con gli anziani e che abbiamo un'attività, che riusciamo a mettere in campo un'attività di prevenzione che ci permetta di farlo. Le case di comunità, noi parliamo di specializzazione nel territorio, allora lo divido in due. Uno, la questione delle case di comunità è evidente che, l'ho detto già prima, deve prevedere una condivisione, un percorso di condivisione con chi rappresenta poi rappresentano i professionisti, che dovrebbero entrare dagli psicologi agli assistenti sociali, al pediatra, agli specializzandi, per sopperire anche poi quelli che sono per esempio dei problemi che abbiamo avuto con la questione hub e spoke, perché è evidente, ho saltato una slide probabilmente, è evidente che quel modello lì è saltato anche per quello che vi dicevo prima, ma anche perché purtroppo lo spoke, che doveva essere in qualche modo comunque una prima finestra di appoggio, in questo momento stenta ad essere una prima finestra di appoggio per l'utente, perché i medici stanno scappando e quindi c'è un problema di attrattività anche stessa, poi magari Gabriele ci ritornerà. E per quello che noi diciamo anche che vorremmo una maggiore specializzazione di quello che è il territorio, compreso gli ospedali spoke, che non significa l'iperspecializzazione del lab, questo sarebbe follia tornare indietro, ok? Però una maggiore specializzazione e integrazione tra lo spoke e il territorio e le quindi medici, farmacie, centri di riabilitazione, questo secondo noi sarebbe assolutamente fondamentale. La questione dei medici poi, la proposta nostra, che deriva sempre da un percorso di condivisione, quindi non mi voglio assumere proposte che derivano poi anche da mondi esterni,
però è quello di dire l'aggregazione come la facciamo, la suddividiamo, nel senso che ci sono territori come, ripeto, le isole di Venezia piuttosto che la montagna, che chiaramente vedono un numero anche di medici minori, quindi vengono definiti la proposta era quella dei micro team, quindi un numero di 5 medici che si aggregano con una persona che in qualche modo abbia il ruolo di amministrazione, quindi la richiesta era anche quello di potenziare il personale amministrativo che possa fungere da filtro filtro propositivo e quindi formato tra medico e poi c'era il livello delle medicine di gruppo e poi quello delle case di comunità. Promuove la stabilizzazione dei medici, l'avevo già detto prima, e anche avevo già fatto un percorso sulla psichiatria di comunità. Ritorno perché è un tema sul quale torniamo sempre. È evidente che non siamo ancora riusciti ad avere il livello corretto, però non ci soffermiamoci solo sui centri servizi per anziani, mi scuso, ma con chi ho di fronte che è presidente del centro servizi anziani, ma anche sulla disabilità del numero di impegnativi residenziali e semiresidenziali, sia in termini di quantità, c'è una riflessione da fare, sia in termini di denaro, nel senso che è evidente che ad oggi questo continua ad essere un problema reale, lo è per le strutture, lo è per i familiari. Poi sulla questione centri servizi per anziani c'è tutta la riforma dell'IPA che chiaramente ancora è assolutamente bloccata. Io mi permetto solo di chiudere dicendo che c'è tutto un problema di riforma dei centri servizi per anziani in termini generali. L'IPA hanno una problematica anche finanziaria specifica, dopodiché c'è un buco, non siamo mai l'ultima regione che deve legiferare, ma poi c'è un problema proprio di riorganizzazione del centro servizi per anziani, di come lo veniva concepito una volta e di come dovrebbe essere concepito oggi. Sono territori che questo lo stanno già facendo, penso a Treviso, altri, e anche qui comunque nel Milanese, altri che stentano ad avere questa magari capacità propulsiva che chiaramente spetterebbe alla regione in termini di programmazione e di indirizzo. Tutto questo è in qualche modo in programma di revisione sia in termini di territorio sia di schede ospedaliere, sulle quali magari poi tornerà Gabriele alla fine dell'anno, perché scatta il triennio della riforma dell'azienda zero, scatta il triennio delle schede ospedaliere, e su questo allora potremo tornare sulla questione hub, spoke e riorganizzazione eventualmente anche di quelli che sono gli attuali presidi ospedalieri. Mi fermo e dopo sono a disposizione. Chiudo. Bene, grazie Francesca, hai veramente enucleato un piccolo universo di temi, alcuni dei quali effettivamente li avevamo affrontati anche nel 2020 e ovviamente la soluzione insomma non è ancora stata trovata. Alcuni di questi credo li approfondirà Margherita Miotto, che è arrivata e che saluto e che invito a sedersi qui accanto a me, e poi lascerei dopo Margherita la parola a Gabriele. No. Vediamo, facciamo una prova, dice che non si sente molto bene. Vabbè, togliamo la mascherina. Funziona? Sì, funziona, dai. Buonasera a tutti. L'intervento di Francesca è molto puntuale, mi consente di fare solo alcune valutazioni di tipo più politico e poi lasciamo la parola a Gabriele, che sarà magna pars di questa serata, come è giusto che sia del resto, non solo per l'analisi della situazione locale, ma anche per le prospettive, per gli impegni che si possono prendere, e quindi io mi limito a fare alcune osservazioni più di dettaglio, cioè di quadro, ecco, lasciando il dettaglio a Gabriele, anche se qualche riferimento più puntuale sarà necessario farlo. Innanzitutto, ecco, io penso che da questi 2 anni non siamo ancora del tutto fuori, tant'è vero che usiamo questo importante presidio. Da questi 2 anni di pandemia, ecco, io non so se usciremo migliori come era l'auspicio,
So che, come molti hanno osservato, che da un primo iniziale atteggiamento di solidarietà fra le comunità, che poteva essere così riassunto, siamo, come ci ha ricordato il Papa del resto, siamo tutti sulla stessa barca, ben presto è subentrato un altro atteggiamento, un po' si salvi chi può. E allora, se all'inizio avevamo la percezione che finalmente si fosse capito l'importanza del servizio pubblico in sanità, ben presto abbiamo capito che poteva essere un'occasione quasi sprecata. Come autorevolmente ci è stato ricordato, c'è una cosa peggiore della crisi che stiamo vivendo, e è quella di sprecarla. Ecco, io penso che adesso siamo in questo momento, in questa fase qui, di quasi dimenticare dell'importanza strategica che aveva un servizio sanitario pubblico, pur con tutte le debolezze e le difficoltà che stava attraversando e che non abbiamo mai nascosto, e però l'importanza che aveva per salvaguardare una comunità di fronte a un dramma enorme come è stata la pandemia, con un sacrificio peraltro in vite umane inimmaginabile, nonostante gli sforzi, l'abnegazione di tutti gli operatori sanitari. E allora è giusto, doveroso, trarre la lezione ed essere conseguenti poi nel quotidiano. E la prima lezione che io traggo, che dobbiamo secondo me trarre, oltre all'importanza di avere un servizio pubblico, è l'importanza del territorio. Ora, noi siamo stati un po' disattenti negli anni passati. Devo dire che, non tutti, perché c'erano alcuni che ricordavano che era pericoloso disinvestire sul territorio. Però, riconosciamolo, nell'opinione pubblica era più semplice protestare ed avere un consenso. Protestare per un reparto che viene chiuso e avere un consenso per una grande attrezzatura elettromedicale che veniva installata in un reparto di radiologia, pur importanti, sia chiaro, pur importanti. Ottenere gli applausi e meno sensibilità c'era, prima della pandemia, sull'impoverimento, per esempio, del Dipartimento di Prevenzione. Francesca ha fatto riferimento alla salute animale, ma la salute animale, l'abbiamo capito con la pandemia, è strettamente legata con la salute umana. La salute ambientale è una componente decisiva della salute umana. Quando in Veneto abbiamo qualche centinaio di migliaia di persone che fa i conti con i FAS, per esempio, che cos'è questo se non uno degli ambiti nei quali un efficiente sistema sanitario deve investire in prevenzione, in controlli. Altrimenti tutto questo poi ce lo ritroviamo a breve scadenza, che ricade sui servizi sanitari che si devono occupare della cura.
E allora scopriamo che non sono più sufficienti. E allora che si fa? Bisogna aprire nuove terapie intensive. Allora, riusciamo a comprendere adesso che siamo in una fase nella quale possiamo con maggiore, diciamo, lucidità, ecco, leggere quel che è accaduto. Che quando parliamo di salute non dobbiamo avere a cuore solo i 160 cittadini che a Milano, come in ogni città del Veneto, ogni 1000 abitanti ricorre alle cure ospedaliere. Sì, a questi dobbiamo avere attenzione, ma dobbiamo avere attenzione altrettanto agli 840 su quei 1000 che non chiedono l'ospedale, perché non ne hanno bisogno. Talvolta si illudono di non aver bisogno della sanità pure, perché sono giovani e stanno bene. E non fanno i conti con la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la qualità degli alimenti, le vaccinazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questa è una questione che ha a che fare con i diritti di tutti i cittadini e, devo dire, tutti i cittadini devono avere la consapevolezza che il sistema sanitario li riguarda. Non quando, in previsione che succeda chissà cosa. Caspita, se succede chissà cosa, l'evento acuto, per forza, no, Gabriele, c'è sempre un pronto soccorso che deve essere efficiente, possibilmente senza aspettare tanto. Ma deve esserci questa consapevolezza. Come dire, io la chiamo una nuova consapevolezza, ma se volete dobbiamo rieducarci un po' a questa prospettiva. Non a caso, quando si è parlato di pandemia, la si è associata alla sindemia, che ha a che fare cioè con l'ambiente in cui si manifesta una pandemia. E quindi tutte le relazioni, le interrelazioni di carattere sociale e ambientale che contraddistinguono una comunità. Allora, questa è la prima lezione. Avere questa consapevolezza e poi essere conseguenti, perché dire questo, vabbè, non ci si può mica fermare lì. Se diciamo territorio, il territorio è fatto di alcune cose ben precise e che servono non perché debbono evitare il ricovero in ospedale. Certo, se funziona il territorio, forse si diminuisce la necessità di un ricorso improprio all'ospedale, in ospedale, ma è perché è più appropriato intervenire sul territorio, evitare l'ospedalizzazione, cioè lavorare sui ricoveri evitabili. I ricoveri evitabili dovrebbe essere l'ambizione più grande che ha un amministratore pubblico, dal comune alla regione. E qui le responsabilità, sia chiaro, sono del sistema sanitario e quindi regionale, ma c'è una forte interrelazione con le responsabilità dell'ente locale, perché proprio per essere fedeli a questo ragionamento, a una concezione di salute che non è solo l'assenza di malattia, ma è una condizione di benessere, cioè l'approccio One Health che è ormai universalmente riconosciuto, vuol dire che mi devo preoccupare di quanto territorio è stato cementificato. Devo preoccuparmi della bontà delle acque, cioè dell'acqua che scorre nei miei rubinetti, dello smaltimento dei rifiuti come viene fatto. E avanti di questo passo, si potrebbe dire anche, certo, del verde, di come è custodito e come è costruito, e come è arricchito, eccetera, eccetera. Allora,
senza contare il fatto poi che le condizioni sociali sono un elemento assolutamente determinante da questo punto di vista. Sapere per esempio che con la pandemia adesso c'è una domanda pressoché doppia rispetto al 2019 nell'accesso ai servizi psichiatrici, mica l'ha creato il vaccino sta roba qua, Vuol dire che preesisteva il problema e che è esploso, diciamo, quando è avvenuto un fatto così traumatico. E questa è una cosa che insomma non può non angosciare chi ha la responsabilità della sanità, perché si tratta della qualità di vita di migliaia, decine di migliaia di persone in Veneto, che coinvolgono le famiglie e le comunità. E questo è un problema che dovrebbe essere prioritario. Voi non avete visto stuoli di famiglie che protestano perché non hanno, dopo la diagnosi non c'è nessuno che del proprio bambino fa una presa in carico globale. Non tutti, metà. Ma pensate, sarebbe come se dicessimo che metà di chi ha bisogno del pronto soccorso non trova il posto in pronto soccorso. Cosa faremo? La rivoluzione? E perché non la facciamo se scopriamo che quasi metà dei bambini che presentano un disturbo importante della sfera cognitiva non trovano la certificazione, ma poi non c'è la presa in carico? Perché le famiglie, se ne hanno le possibilità, lo fanno di tasca propria. E quando lo fanno di tasca propria, cosa fanno? No? Vanno dal professionista che conoscono. Ma la presa in carico è un processo più complesso e continuativo nella vita delle persone. Non è una prestazione. Questa è la seconda lezione della pandemia. La sanità non è un sistema che produce prestazioni. Non basta produrre prestazioni. Perché se prendiamo tanti farmaci, non è che diventiamo improvvisamente sani. Bisogna prendere i farmaci appropriati. Se facciamo tante visite e tanti esami, non è che rimuoviamo la malattia, no? Ecco, esagero un po', ma per dire che non è un problema solo di prestazioni, ma sempre di più si capisce, si è compreso che fuori dalla fase acuta che viene trattata in ospedale, dove anche lì non basta più un approccio solo specialistico, ma spesso è interdisciplinare, no? la diagnosi e anche l'impostazione, diciamo, terapeutica di una malattia. Ma subito dopo, quasi sempre, ci troviamo di fronte alla necessità di un percorso che è fatto di un approccio multidisciplinare, tante discipline, e a fianco di tante discipline tanti professionisti diversi, non solo tutti medici, ma infermieri, ma terapisti, educatori, assistenti sociali e avanti. Allora, non risolviamo il problema se fuori dall'ospedale c'è una lettera di dimissioni che dice adesso fai questo, 3 visite ogni 4 mesi, questi farmaci, questi... No, ci vuole una presa in carico nella fase post-acuta, che talvolta, spesso, ahimè, è destinata a durare nel tempo. Qualche altra volta si cronicizza e non regredisce. Allora, in questi casi
che sono la maggioranza, peraltro, perché la vita media aumenta, ecco, e quindi è naturale che sia così, il servizio extraospedaliero deve funzionare. E per funzionare deve essere, primo, culturalmente orientato a questo approccio. Secondo, per fare questo servono professionisti preparati per fare questo. Terzo, occorre che il sistema sanitario nel suo insieme non privilegi l'altro modello a cui ho fatto riferimento, che è quello che produce prestazioni. E questo accade quando la continuità fra i professionisti che seguono il malato in ospedale e quelli che sono sul territorio si parlano. Se si parlano è possibile, se interagiscono fra loro, se collaborano, se cooperano, è possibile stabilire un percorso. Se questo non accade, e può non accadere quando per esempio si fanno le aziende sanitarie gigantesche come quelle che abbiamo visto, o i distretti sanitari mastodontici come quelli che abbiamo visto, ecco, e che stiamo sperimentando. Allora, anche qui è giusto e onesto, senza buttare le croci addosso a nessuno, guardate, perché insomma chi fa sbaglia, no? Ecco, però noi non possiamo avere l'arroganza di dire che abbiamo fatto tutto giusto. Se i risultati sono quelli che ci consegna questa fase della post-pandemia, diciamo post, ecco, perché siamo ottimisti, guardiamo con fiducia anche al prossimo futuro, con un sacco di problemi. E finisco perché l'ho fatta fin troppo lunga, avevo detto poco, invece vedi, mi smentisco, quindi, e finisco con dire che ci sono, insomma, ho già fatto riferimento ad alcune situazioni che preoccupano, ma faccio due esempi per dire che non è indifferente il modello organizzativo rispetto al risultato che vogliamo ottenere. Allora, si parla tanto di carenza di medici, no? Benissimo, è vero, mancata programmazione, ma adesso è inutile fare, un po' Francesca ne ha fatto già accenno, insomma, guardiamo come vengono utilizzati questi professionisti in funzione del benessere delle persone. E faccio l'esempio della psichiatria, appunto. Noi abbiamo, se guardiamo le statistiche, ecco, qualcuno vi dirà, beh, insomma, rispetto alla media italiana siamo più o meno pari. E se andiamo a guardarci dentro, però, cosa troviamo? Troviamo che siamo molto lontani dalla media nazionale per psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, terapisti della riabilitazione, in parte anche assistenti sociali. Per infermieri siamo più o meno pari. Dov'è che superiamo la media nazionale? OTA e OS, operatori, sappiamo di cosa stiamo parlando, no? Gli operatori di assistenza. Allora, cosa vuol dire questo? Se ci mancano i professionisti di un certo tipo, gli specialisti, e abbiamo tanti OS o infermieri, vuol dire che abbiamo impostato i servizi in una logica di custodia, in una logica che non riabilita. Allora, guardate, noi non andiamo mica tanto lontano, Se non si fa riabilitazione, queste persone si cronicizzano e noi ce le troveremo in tanti RSA. E faccio l'esempio a questo proposito degli anziani, a conferma di questo. Noi abbiamo, rispetto alla media italiana,
più posti letto in RSA che la media italiana. E qualcuno dirà, ma caspita, ma se fino a poco tempo fa, purtroppo col Covid, le cose sono andate male, ecco, per molte persone, ma adesso forse qualche posto si trova, ecco, drammaticamente si trova, diciamo, ma se fino a poco tempo fa non si trovava a posto, bisognava mettersi in lista d'attesa, come mai siamo sopra la media italiana? E c'è qualcosa che non torna. Se andiamo a guardare però le indagini sull'assistenza domiciliare, troviamo che siamo sotto la media nazionale per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. Ma soprattutto abbiamo tante ore prestate di assistenza domiciliare di bassa intensità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'assistenza domiciliare incrocia bisogni che sono a bassa intensità, che non hanno bisogno del ricovero. E quando appena ti alzi, che con l'assistenza domiciliare potresti rimanere a casa, non c'è e allora non puoi trovare che il posto in RSA. Ma questo non va bene. Non va bene per le persone, perché la scelta di andare in RSA dovrebbe essere personale. Ci sono dei casi straordinari nei quali uno sceglie di andare in RSA, ma in linea di massima il principio dovrebbe essere quello di evitare la istituzionalizzazione e di assistere il più possibile le persone a domicilio. Ecco, ho fatto questo esempio che poi vi dico anche un'altra cosa che a supporto di questo, perché ho sentito un direttore di una RSA del Veneto che mi ha detto che, in un convegno, ha detto che in pochi anni si è accorto che la permanenza nella sua RSA era di circa 100 giorni, mentre 4 anni prima era di 380 giorni. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella RSA sono entrate persone in fase più o meno terminale, perché sono state dimesse dall'ospedale e non c'erano le strutture intermedie, o le lungodegenze non c'erano, come purtroppo sono state abolite in Veneto, quindi insomma, o non c'erano le lungodegenze. E quindi impropriamente sono entrate nelle RSA, anche perché lì si paga la quota sociale. Non è ancora un LEP la quota sociale, che dovrebbe diventarlo, e quindi va a carico delle famiglie. Quindi non è la soluzione corretta questa. Allora, quando si sono chiusi 3.000 posti letto negli ospedali in Veneto, circa 5 anni fa, di più anche, nel 2016, no? Ecco. Questo è stato fatto promettendo l'apertura di 3.000 posti letto, altrettanti posti letto di strutture intermedie. Purtroppo ne sono state aperte metà di quei posti letto per strutture intermedie. E allora succede quello che l'esperienza di molti qui vede. Allora, questo per dire in poche parole che il territorio più importante è dell'ospedale. Detta così è un po' forte, è anche un po' esagerata, però se non ci mettiamo in testa che diciamo che l'assistenza territoriale ha pari dignità dell'assistenza ospedaliera e deve essere costruita sul territorio e considerata come alla pari, secondo proprio un criterio di parità, fra l'altro dispone delle stesse risorse più o meno del fondo sanitario, 5% per la prevenzione, che non viene speso tutto, 44% per gli ospedali, 46%, sì, la differenza per il territorio. Siamo più o meno pari, più o meno pari, quindi 46% uno, 46% quell'altro, il resto la prevenzione. È questo che è l'obiettivo che dovremmo avere.
ma soprattutto deve essere l'obiettivo che abbiamo nelle priorità che abbiamo come cittadini, e in questo senso l'appello è che da cittadini stimoliamo i nostri amministratori affinché vadano in questa direzione, e guardiamo agli amministratori che hanno questo approccio con maggiore attenzione rispetto a quelli che magari si soffermano sulle cose che ritengono più importanti, che sono magari gli ospedali, che sono sicuramente decisivi, che hanno bisogno di essere assolutamente efficaci nelle prestazioni che erogano, ma che da soli non ce la fanno, perché verrebbero, se li lasciamo da soli gli ospedali, senza il territorio che fa la sua parte, rischiano di andare in tilt, come i vicini lombardi ci hanno fatto vedere purtroppo l'anno scorso. E anche noi un pochino ci siamo andati vicini, ma insomma l'abbiamo scampata bella, dai. Grazie Margherita. Gabriele, lascio la parola a te. No, prego. Vediamo questo. Nessuno. Funziona? No. Vai un attimo a premere lì il coso. Allora, adesso io riprendo da dove mi ha lasciato Margherita, perché ha detto degli input. Intanto adesso io parlerò dell'ospedale, di ospedale soprattutto, ma non solo. Ma Margherita ha, come dire, sottolineato una cosa importante, che questa crisi sarà sprecata se non dà la sveglia in primis ai cittadini, i quali si occupano di sanità, ohimè, quando o loro o i loro cari o i loro amici hanno dei problemi, e poi dopo non. Perché come vedremo alla fine, perché funzioni la baracca, cioè perché un disegno così importante come quello che deve riguardare i servizi alla persona e quindi alla salute e quindi l'ospedale, il territorio, eccetera, eccetera, perché tutta questa rifondazione a cui dobbiamo tutti dare il nostro contributo e in questa fase sta iniziando, è decisivo che ci sia la partecipazione dei cittadini, perché abbiamo un bel dire, i sindaci devono, è vero, i sindaci hanno un ruolo importantissimo, perché se in una funzione manca un organismo che controlli e che stimoli e che verifichi, la funzione va fuori fase. Però il sindaco, l'amministratore ha bisogno di avere alle spalle i cittadini, gli elettori, con le loro idee, con il loro sostegno. E allora, proprio all'inizio, voglio premettere, altro concetto che ha detto, che ha sottolineato Margherita, non si tratta di buttare la croce addosso di nessuno, però dobbiamo avere coscienza, ragionare su quello che non va di quello che è stato fatto, non per buttare la croce addosso a qualcuno, ma per correggere, rivedere e rifondare. E quindi non possiamo e non dobbiamo accettare, o meglio, dobbiamo sorridere quando c'è qualcuno che ci dice che tutto va bene e quindi possiamo continuare così. Sorridere o arrabbiarci. Ecco, io allora adesso parlerò non sulla base di giudizi miei personali o di altri, partirò da dati di fatto, dalla realtà. E allora qui voi vedete in questa diapositiva quello che è stato scritto dal direttore generale della nostra ASL nell'ultimo atto aziendale, perché quello di nuovo deve ancora essere fatto,
il quale ha indicato lui che cosa nella nostra azienda non va. E piccola premessa, nella nostra azienda ci sono dei problemi particolari che si aggiungono, anche abbastanza importanti, che si aggiungono ai problemi di ordine generale che ci sono in tutta Italia. Perché la nostra azienda è nata dalla fusione dell'azienda 12 di Mestre Venezia con la nostra 13 Mirano Riviera con la 14 di Chioggia, quindi dalla fusione di 3 aziende molto ma molto diverse l'una dalle altre, per servizi, per organizzazione, per qualità di alcune specialità piuttosto che di altre e soprattutto per gli equilibri economici dell'azienda, perché noi non siamo degli come dire, incoscienti o incompetenti, sappiamo benissimo che le risorse sono qualcosa di cui bisogna tenere conto, però dobbiamo anche tenere presente che le risorse si possono utilizzare bene o male, le stesse risorse, che a parità di risorse si possono ottenere risultati migliori rispetto a quelli che sono. Ecco, allora stavo dicendo che la ASL 13 Milanese Riviera con grossi sacrifici era riuscita a raggiungere il pareggio di bilancio con uno standard di servizio accettabile, laddove la ASL 12 di Mestre aveva un deficit di circa 90 milioni di euro, la 14 di Chioggia di poco meno di 30 milioni, per cui la nuova azienda è partita con un deficit della somma di tutti poco meno di 100 milioni di euro. Ed è stata una grandissima scorrettezza, mai è successo, credo al mondo, ma in Italia non era mai successo che si creasse una nuova azienda, privata neanche per idea, ma neanche pubblica, che parte con un deficit di 100 milioni. Scorretto anche perché in una situazione analoga, 4 anni prima a Verona, in cui c'era l'azienda universitaria, l'azienda USL, erano state unite perché c'erano problemi, e la regione ha assunto nel suo bilancio il deficit e quell'azienda di Verona adesso lo sta restituendo a, non mi ricordo se 2-3 milioni all'anno, eccetera, eccetera. Dice, ma questo cosa significa? Questo significa che noi dalla partenza siamo, come dire, una azienda a sovranità limitata, perché come vedremo qualsiasi investimento del direttore generale della nostra azienda deve essere autorizzato dalla regione e quindi... Ma continuiamo adesso, questa è una grossa introduzione che consideriamo una parentesi. Ritorniamo a quello che il direttore generale ha scritto nell'atto aziendale e che è atto aziendale che poi è stato approvato dalla Giunta regionale del Veneto. Ha scritto che l'ospedale di Mestre richiede, anche al fine di esercitare appieno il suo ruolo di hub, perché ha ammesso e scritto che attualmente non è in grado di svolgere il suo ruolo di hub, ampliamento degli spazi di degenza e diagnosi e trattamento in acuto delle patologie medico-chirurgiche. Quindi ha scritto il direttore che l'hub di Mestre non è in grado di fare queste cose. Allora io cosa ho fatto? Lui ha scritto solo quelle frasine, io ho voluto pesare che cosa significa che non riesce e ho tirato fuori dei dati, così li potete vedere. Allora, l'hub di Mestre è molto piccolo, come vedete da questa. Treviso, che ha come provincia una popolazione simile alla nostra, ha un hub di 1000 posti letto e quello di Mestre, vedete, ne ha 597. Poi Padova, Vicenza, Verona, eccetera. I reparti, unità operative complesse, sono i reparti. I reparti di Mestre, siccome non hanno spazi, hanno in media 14,5 posti letto, laddove i parametri stabiliti dal Comitato dei LEA del Ministero della Salute dicono che ne devono avere almeno 17,5 posti letto il singolo reparto. E vedete che negli altri hub questi parametri sono ampiamente rispettati, 21 addirittura posti letto di Treviso, 18, eccetera, eccetera, per dire che l'hub è piccolo. E quindi a maggior ragione tutto quello che è stato detto prima sugli SPOC e sugli hub, nel nostro caso, poi vediamo. E a proposito della carenza dei posti letto, qui vedete quanti posti letto per 1000 ci sono
in tutta la regione, in tutte le... Nella USL Serenissima è il giallo, vedete, ci sono 2,8 posti letto per 1000. Però lo stesso direttore generale, questa è una dichiarazione fatta in pubblico in una audizione con la commissione sanità del Comune di Venezia, lui ha detto che lo spazio non basta nell'ospedale all'Angelo, serve un nuovo pronto soccorso, che questo è il punto debole, eccetera. E poi ha detto la quantità di posti letto nella nostra ASL c'è, però c'è uno sbilanciamento verso il capoluogo. Ma quant'è sto sbilanciamento? Andiamolo a vedere. Qui ci sono Venezia, Isola, Estuario, Mestre, Quarto d'Artino, Venezia, comunque Mestre, Quarto d'Artino, Marcon e con il Policlinico San Marco ha una dotazione di posti letto 3,7 per 1000, stiamo parlando dei posti letto per acuti. Dolo Mirano 1,8 per 1000 e quindi c'è questo problema. Però fino al 2019 avevamo annuale una lungodegenza con 72 posti letto, che è stata improvvisamente soppressa dalla direzione generale con l'autorizzazione dell'azienda zero. L'azienda zero è il centro. Malgrado nel piano sociosanitario sia scritto quello che si dopo, cioè che nella disattivazione e attivazione devono avvenire contemporaneamente senza interruzione del servizio. Qui non è stato fatto. Però questi due dati, 1,8 posti letto per 1000, più l'impossibilità di dimettere le persone che hanno appena superato la fase acuta, ha creato nei nostri ospedali grossi problemi. Perché, e poi arriviamo al problema pronto soccorso, perché ci sono pazienti che potrebbero essere dimessi ma andando in una lungodegenza e devono restare a occupare il posto letto, e in pronto soccorso ci sono pazienti che devono essere ricoverati e che aspettano lì 1, 2, 3, 4 giorni in una barella. Non so se voi avete mai dormito o riposato, tra virgolette, su una barella come se state. A proposito che contemporaneamente si sarebbe potuto attivare quello che è peraltro previsto dal piano sociosanitario che è ancora in vigore, e cioè a Milano un reparto di recupero e riabilitazione funzionale di 45 posti letto, che invece neanche se ne parla, e un ospedale di comunità di 12 posti letto per il quale esiste già la sede, è un immobile del Mariutto. Il Mariutto, il presidente del Mariutto va a parlare con il direttore generale, non dico un giorno sì, un giorno no, ma molto spesso il direttore dice sì, ma perché? Perché io non butto la croce addosso al direttore generale, perché evidentemente l'azienda zero, la Crite, ha detto di no perché questi non ha i soldi, non eccetera, eccetera. E quindi, per quanto riguarda Milano, in quella relazione approvata dal direttore e poi dalla giunta regionale è scritto che presso la sede di Milano sono necessari interventi edilizi significativi per i quali è necessaria l'autorizzazione, la progettazione, eccetera, eccetera, e si tratta dell'edificio per le attività ambulatoriali, perché a Milano c'è il problema che tutte le attività ambulatoriali sono all'interno della struttura, il che, uno, è un grosso problema da un punto di vista igienico. In corso di pandemia questo è un triplo problema, e poi perché sottrae spazi che potrebbero essere, che possono essere utilizzati invece per potenziare alcune degenze. E poi la struttura materno-infantile, perché sapete che si trova in un immobile antico, oramai è fuori norma da tanti punti di vista, che è di proprietà del Mariutto. Ecco, per quanto riguarda questa cosa, l'ASL ha fatto lo studio di fattibilità, l'ha mandato alla Crite, la Crite l'ha approvato, la Giunta regionale l'ha approvato, abbiamo fatto qualche azione e proprio da alcune settimane ci è stato comunicato che una parte dei lavori sono stati finanziati, quindi si vedrà nei prossimi. Ecco, a differenza delle regioni virtuose, non facciamo il confronto con la Sicilia, con la Calabria, con la Sardegna, facciamo con la Toscana, con l'Emilia Romagna,
Qui in Veneto la programmazione e la gestione è, io l'ho definito iperverticistica, cioè vengono programmate a livello regionale persino le unità operative semplici. E questo è come dire, per chi non è medico, questa cosa forse non ha significato, ma ve lo spiego in 2 parole. Cioè, come si fa? Perché l'unità operativa semplice, da una parte è un riconoscimento alla professionalità di un medico, al ruolo che lui nell'equipe svolge, e da un'altra parte è come dire, un riconoscimento che non può che venire da chi lo conosce. Com'è possibile che da Padova, e in effetti adesso non sto a fare degli esempi, a un certo momento quando viene fuori la sede si trovano delle unità operative semplici in posti strani, e alcune vengono da e poi tutte le risorse vengono concentrate qui in Veneto negli hub, potenziando anche reparti e servizi che potrebbero essere svolti negli SPOC. Cioè a dire, anche noi abbiamo visto che il nostro ospedale hub di Mestre è piccolo, non ha la possibilità. Si è cercato di spendere tutto lì come se tutto può essere fatto là, mentre ci sono 2 ospedali, Milano, Dolo e in parte anche Novale per quello che è possibile, in cui si possono svolgere delle attività che devono essere garantite alla popolazione. Neurochirurgia, è logico che ce ne sia una e che sia Mestre. Cardiochirurgia, è logico che ne ci sia uno che sia Mestre. Chirurgia toracica, è logico che ce ne sia uno. Ma tutto il resto, ragazzi, ma perché non può essere? Cioè, di questo passo noi abbiamo un ospedale hub che non è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, che quindi dovranno andare a Treviso, a Padova, a Verona, dovunque, e dall'altro ospedali in cui non solo la struttura edilizia, ma in cui c'è, gli inglesi lo chiamano know-how, cioè c'è un valore professionale organizzativo di medici, infermieri, tecnici, che è il frutto di una maturazione avvenuta negli anni, perché la qualità di un ospedale non si fa a tavolino come sembra che sia voluto con un'etichetta, nasce un poco alla volta con il contributo e con l'impegno di tutto il personale. E anzi, colgo l'occasione per dire che in questi 2 anni, se con questa situazione noi siamo comunque riusciti ad andare avanti, è perché dovremmo fare un monumento e dare una medaglia al valore a tutto il personale, dai primari ai medici non primari, agli infermieri, ai tecnici, a tutti, perché hanno fatto delle cose inenarrabili. Le stanno facendo, ma comincia a esserci molta stanchezza. E questo, ripeto, non è una critica, ma dobbiamo prendere atto che è così. Vi ricordate, ho parlato prima del deficit? Beh, quello è rimasto là. È sceso, adesso i dati del 21 non li ho perché non sono pubblicati, ecco, se no li avrei. E vedete che la ULSS di Venezia è l'unica, questo deficit credo che non ce l'abbiano più neanche le ASL meridionali che erano in dissesto, probabilmente. E questo, prima ho parlato di 100 milioni, vi ricordate? Nel 2018, in un solo anno, sono stati tagliati alla nostra ASL 30 milioni di euro e sono stati tagliati servizi, reparti, e sono stati tagliati nel territorio che non sono stati attivati e questo spiega perché la nostra è una ASL a responsabilità limitata, a sorveglianza. Io quando queste cose le dicevo al dottor Dalbene, lui non rispondeva, ma il suo silenzio era molto eloquente. Tra l'altro, perché c'è quel deficit a me? Si sono magnati i soldi? E no, perché Venezia non è la provincia di Padova. La provincia di Venezia ha la laguna e poi ha sto popò di città di Venezia, che è un patrimonio dell'umanità, che vale, e per come è fatta, costringe l'azienda ad avere 2 ospedali. E l'ospedale di Venezia, con 300 posti letto, è quasi sempre vuoto, sapete, cioè, giusto, ma ci vuole, io non sto dicendo che non ci vuole. Senz'altro, perché ci sono le masse di turisti, perché ci sono personaggi che vengono da tutto il mondo, a tutte queste belle cose.
Però la nostra ASL è l'unica in Italia che ha sul groppone non solo 2 ospedali, ma che sono stati fatti con la finanza di progetto, come si chiama, project financing, che sono delle forme di esecuzione di lavori che adesso sappiamo essere estremamente onerose per il pubblico, e ce l'ha sul groppone. Poi ci sono tutti i turisti, e poi diciamo un'altra cosa, malgrado sia stato chiesto, è stato chiesto più volte, ma facciamo, c'è tanto personale in regione, facciamo una simulazione, facciamo una valutazione dei costi a consuntivo, quelli reali. Perché? Perché pro forma la quota capitaria, cioè che è il contributo che la regione dà alla ASL per ogni cittadino, nella nostra provincia è un po' superiore a quella però non dico perché è pro forma, è un superiore che però non copre tutte le necessità. Su questo non voglio adesso eccetera eccetera. Questo l'ho già detto, il fatto dei cosi. Quindi l'unificazione nel nostro territorio è stata fatta con parlando del tempo in cui c'è la guerra, come una annessione, come la Russia che vuole annettere il Donbass. La dirigenza di tutti i servizi della nuova ASL 3 è stata assunta con tutti i dirigenti della ex USL 12, come se tutti i dirigenti della ex USL 13, che in fondo ha solo 10.000 abitanti meno della USL 12, fossero tutti dei minus. E vi garantisco, e se ci sono medici presenti, che nella nostra ASL 13 c'erano dei servizi molto molto efficienti, che portavano avanti anche dei progetti di valore a livello nazionale. Uno, me ne ricordo, il servizio per la prevenzione delle dipendenze, il lavoro che faceva una scuola, addirittura progetti di peer education, cioè riunivano giovani degli ultimi anni, gli facevano fare un corso e poi erano i giovani degli ultimi anni a educare i giovani contro le droghe, le sostanze, eccetera, eccetera, e altre cose. Ma comunque, lo capite, non è possibile, tutti i dirigenti della nuova USL sono tutti quelli della 12 e nessuno di Atene. La cosa non può funzionare. E quindi esperienze decennali ignorate, e devo dire che le schede ospedaliere, guardandole non si è mai capito quale fosse l'analisi dei bisogni della popolazione. I LEA, perché qualcuno magari non sa cosa sono i LEA. I LEA sono il livello di assistenza che per più di 300, Margherita sa il numero esatto. Quanti sono i LEA, Margherita? Più di 300. Insomma, che per ogni tipo di malattia deve essere garantito a Canicattì, a Trento, a Milano, eccetera, eccetera. Ecco, vedendo le schede ospedaliere, quindi vedendo quelle di tutta la regione, questo criterio non è proprio riconoscibile, probabilmente c'è, ma non è molto evidente. Come anche non sono riconoscibili i criteri e i parametri che vengono applicati. Territorio, che adesso c'è il problema dei medici di medicina generale. Già nell'ultima deliberazione del 2019 era stato previsto dalla Regione, per migliorare la situazione nel territorio, di promuovere le medicine di gruppo integrate. Cosa sapete più o meno? Comunque sono gruppi di medici che si trasferiscono in una struttura di tipo poliambulatoriale e sono in grado quindi di garantire un turno che copra dalla mattina alle 8 alla sera alle 20, in cui ci sia un infermiere, insomma, e questo si ricollega anche al problema dei pronti soccorso, come dirò fra un secondo. Ecco, a Milano un gruppo di 9 medici, che c'è ancora, si è trasferito in una struttura, era pronto, la regione aveva cominciato a autorizzare una Noale, una Martellago, una Spinea. Quando è arrivato il turno di Milano si è fermato, e quindi i medici sono recuperati e i pronto soccorso. Se voi vi volete scaricare, c'è un'app della regione in cui potete monitorare in tempo reale la situazione dei pronto soccorso. Se voi vedete, io l'ho guardato prima, se voi vedete
i pronti soccorso, vedete che Mirano, in particolare, un po' dappertutto, ma in particolare proprio Mirano, Mestre, San Bonifacio, Vicenza, Legnago, sono sempre incasinati, in cui c'è una marea di codici bianchi. Allora io, se fosse alla regione, perché è una proposta, in queste zone, quindi anche a Mirano, le medicine di gruppo integrate che sono pronte, autorizziamole tutte, perché sicuramente se gli togliamo i codici bianchi al pronto soccorso, che sono insomma, gli diamo una mano. Sulle case della comunità è un discorso, le case della comunità sono di là da venire, ci vorrà un paio d'anni, 3, che dovrebbero, poi ne parleremo. Io l'unica cosa che posso dire, a proposito di che cosa avviene con le gestioni centralizzate dall'alto, che 2 mesi fa la Regione ha stabilito quali sono queste case della comunità che ci devono essere qui in Veneto, ed è stato applicato per Venezia, per la nostra AL, lo stesso solito metodo. E qual è il metodo? Non viene considerato come fatta la provincia, che c'è una laguna, che c'è... Quindi si dà quello che si deve dare, perché è giusto che sia così a Venezia, alle isole, a Chioggia, che è decentrato e quindi quella popolazione ha bisogno, e poi la coperta. Per cui qui noi ci ritroviamo con una casa nel Milanese, una casa della comunità ogni 72.000 abitanti, che è un pochettino tantetto per funzionare, quando in media ne devono avere uno ogni 50.000. Ma questo proprio, guarda, sorvolando, non è che... Mi avvio alla conclusione, perché va bene. E questa scelta della Regione di centralizzare tutto aveva come motivazione, che peraltro era portata avanti dalla persona, dal tecnico di fiducia del Presidente della Regione, che era il dottor Antonio Mantoan. E l'idea era che i comuni erano spendaccioni, quindi bisognava metterli via, quindi bisognava ridurre i costi, aumentare la qualità, aumentare l'efficienza, eccetera, eccetera. E effettivamente c'è qualche problema che dobbiamo tutti prendere in considerazione, perché una medicina accessibile a tutti, economicamente sostenibile, deve essere riorganizzata, perché così come andiamo adesso dobbiamo fare qualcosa. E poi c'è sicuramente un problema di rieducazione anche della domanda, perché dobbiamo educare le persone a non aspettarsi dalla medicina cose irragionevoli o dalla tecnologia che tutto è possibile, cioè, e che quindi i servizi devono essere come dire, utilizzati in maniera corretta per poter essere mantenuti gratuiti per tutti. E quindi, come dire, educarli a vedere quali sono i bisogni oggettivi, i bisogni soggettivi, e con la presa in carico che diceva la Margherita, perché spesso si pensa o si dà la colpa a una malattia fisica invece di un disagio di altra natura, che però non viene trattato, e quindi, non essendo trattato il disagio di una natura, uno lo trasferisce a problemi di malattie. E qui allora arriviamo alla conclusione: bisogna rilanciare il ruolo dei comuni singoli o associati e ripensare il ruolo propositivo della comunità. Come dicevo prima, i cittadini devono cominciare ad aprire gli occhi, a esserci, perché le norme ci sono, cioè il ruolo del sindaco in rappresentanza delle comunità locali, e apro parentesi, il sindaco di Mirano è molto importante, perché Mirano è il punto di riferimento di un'area grande. Il milanese sono 7 comuni, quasi 150.000 abitanti. Quindi il sindaco di Mirano ha un ruolo importante, e già la legge regionale 19-2016, che è la nuova riorganizzazione della sanità, articolo 14, lettera F, riconosce, io ho scritto a parole finora, ma non è la prerogativa dei comuni nella pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria, non solo il sociosanitario, anche quella sanitaria.
E questo è scritto dopo, è scritto nella legge, per razionalizzare e ridurre i costi, sviluppare un sistema che garantisca partecipazione dei cittadini. Però i cittadini devono volere partecipare, nessuno può andare venire a casa vostra e costringervi a partecipare. Sostenibilità economica, l'ho detto prima, equità di accesso, perché se i servizi di un territorio non ci sono carenti, l'equità di accesso non c'è e il diritto di avere la prestazione non c'è. E qui addirittura non solo non voglio tirare la croce addosso al direttore sanitario, al direttore generale, dico che però il potere dei direttori generali è stato dall'ultimo piano sociosanitario 2019-2023 massacrato. Io dico che i direttori generali, questa è una frase mia, può sembrare sgradevole, sono ridotti ad essere dei prestanome per conto della regione, perché dei semplici esecutori. Ma perché i comuni, perché i sindaci possano svolgere le loro funzioni, c'è anche di bisogno che i direttori generali ritornino a essere direttori generali e che la gestione a livello di azienda consenta a loro, con la relazione e con l'interfaccia dei rappresentanti dei comuni, consente loro di poter fare delle scelte che, nel rispetto delle linee generali date dalla regione, che nessuno vuole negare, l'applicazione a seconda delle realtà locali. E quindi, e chiudo, tenere conto che a Venezia, a differenza di tutte, io credo, le province italiane, sicuramente quelle venete, storicamente non c'è mai stata una funzione di ospedale hub, perché le funzioni di una certa complessità si sono sviluppate nel territorio. C'era l'ospedale di Venezia, quello di Mestre, quello di Milano, quello di Roma, eccetera. E quindi, per poter fare funzionare la baracca prima che sia troppo tardi, bisogna riattivare, bisogna rivalutare, rivalorizzare quello che tutte queste strutture sono ancora in grado di fare, grazie a un personale che, come dicevo prima, veramente è da elogiare con encomi solenni, eccetera. Scusatemi, sono stato troppo prolisso, ma adesso se qualcuno vuole fare qualche domanda, sicuramente qualcuno vuole fare qualche domanda. Bene, Gabriele, grazie per questa completezza di dati, ringrazio anche Margherita Miotto e Francesca Zottis. Allora, se volete fare qualche domanda o fare qualche riflessione, intervenire, lo spazio naturalmente c'è. E poi rimaniamo un attimo in attesa anche di Tiziano, dovrebbe essere in arrivo. Le fonti di Zenigo mi dicono che l'incontro si è concluso, quindi potremmo un attimo aspettarlo. Se volete appunto intervenire, prego. Vuoi avvicinare qua? Dottor Conesso, sono un recente pensionato medico di questa USP, collega di Gabriele, ospedaliere sindacalista. Prendilo in mano e lo avvicini. Sì. Gabriele ha fatto una perfetta diagnosi del disastro della ex 13 con Luis, legato al fatto che noi siamo nati male, siamo figli di un parto distocico, ma molto distocico, con un peccato originale che è l'ospedale di Mestre, che costa una cifra, ed è il pozzo di Santa Trizia, che assorbe tutte le risorse. La mia domanda è: diagnosi condivisibile, sempre condivisa, la terapia proposta dal PD, perché tu sai che dopo diagnosi ci vuole terapia. Certo, la terapia tanto l'ho in parte, ci sono delle cose da fare immediatamente, cioè chiedere, per quanto riguarda il territorio, l'attivazione per quanto riguarda i medici di medicina generale, delle medicine integrate di gruppo. Io
siccome ho rapporti, loro sono pronti, se la regione li chiama sono pronti ad attivare la medicina integrata di gruppo. Primo. Secondo, dare attuazione rapida a quanto è previsto nelle schede ospedaliere per quanto riguarda i posti acuto, e cioè attivare immediatamente 12 posti letto di ospedale di comunità presso il Mariutto di Mirano, 45 posti letto di unità operativa complessa prevista, ripeto, nelle schede, per Mirano e 45 per Dolo, e siccome non c'è lo spazio a Mirano e a Dolo, che vengano attivate a Noale, dove la ASL ha speso 1 milione di euro per un restauro. Poi quando ci sarà lo spazio a Mirano con le poliambulatori e quando ci sarà a Dolo, perché stanno anche lì, costruiranno eccetera, andranno a Dolo, ma questo si può fare subito, perché allora la situazione in ospedale migliorerà, la riabilitazione, che è importantissima e che attualmente non viene fatta, si può fare, cioè, personale, ragazzi, il nostro territorio rispetto a Mestre si trova molto svantaggiato, perché l'ospedale Hub di Mestre, pur essendo con pochi posti letto, ha come sfogo, come polmoni, i posti letto post acuti di Villa Salus del Policlinico San Marco. Quindi loro, bene o male, riescono, poi bene o male anche l'ospite si è da attivare, previsto dalle schede, è ancora di là da venire. Cioè, questa è la proposta nell'immediato. Poi rivalorizzare nel veneziano. La funzione hub deve essere policentrica. Le specialità, altre specialità di cui ho parlato, quelle resteranno, è giusto che siano all'Angelo, ma tante altre attività devono essere svolte a Mirano, a Dolo e qualcosa, dicevo, anche a Noale. Questa è nell'immediato. Poi naturalmente ci sono le problematiche di ordine generale che riguardano la formazione dei medici, degli infermieri. Lì per esempio, così, adesso non l'ho detto, a Milano c'era la scuola infermieri, mancano infermieri, ragazzi, cioè, guardate che non mancano solo medici, mancano anche infermieri. Attualmente mi pare che le ultime statistiche sono 70.000 mancano infermieri in Italia, non in Veneto. È stata chiusa la scuola infermieri di Milano, adesso non vi racconto perché ho parlato anche troppo, come se ci fosse stata, e non mancavano come dire, ragazzi e ragazze che volessero partecipare, quelli ce ne sono che metà basta. Scusa. No, prego, vedo una mano alzata, se vuole venire anche qui così abbiamo il microfono. Parlo a voce alta. D'accordo. Bene. Buonasera, complimenti per l'iniziativa. Hai detto che i direttori sono tutti quanti emanazioni della giunta, però il comune ha dato il voto massimo a tutti i direttori, quindi vuol dire che la forza che dite di avere non c'è, perché alla fine omogenei in alto. Primo. Secondo, ringrazio i due relatori, le due relatrici precedenti. Da vecchietto penso di poter dire che la seconda relazione è stata drammaticamente efficace, probabilmente per noi che lavoriamo nella sanità. La prima relazione si è diretta al pubblico, non medico, e non credo che pochi abbiano capito cosa hanno voluto dire. Il tipo di espressione che serve al pubblico è un'espressione di efficacia, non di buone parole e di intenti, perché siamo stanchi delle buone parole. Mi scuso, non è niente, è peccato di gioventù, lei è giovanissima. No, non sono tanto giovane. Comunque è un peccato di gioventù. Secondo me possono essere criticato e mi metto, potete lapidarmi. Ma credo che sia giusto dare delle indicazioni di minima ma efficaci, altrimenti ci mischiamo con quello che dicono gli altri e non facciamo differenza e perdiamo la logica dell'essere di uno schieramento, di una parte, di un pensiero politico. Io non so se qua dentro ci siano la maggioranza di persone che lavorano nella sanità, come è possibile, ma ripeto, chi ha bisogno di capire dove sono le difficoltà, lavoro nello SPOC e sono contento di essere nello SPOC,
Posso sbagliare di più o di meno di chi lavora nel lab, ma dello sport c'è bisogno, nel lab è difficile entrare. Non come medico, non come infermiere, come paziente. A meno che non mi rivolga al pronto soccorso del lab. E non è questo il modo di rispettare il bisogno della popolazione. Scusate. Il dottor Scevola ha messo il dito nella piaga. Come dire, ci vuole un cambio di passo, perché ad oggi tutti, di destra, di sinistra, di centro, tutti i sindaci hanno avuto nelle loro, perché per qualche cosa la votazione a cui ha fatto cenno, al direttore generale a cui ha fatto cenno il dottor Scevola, è un'arma importante. Quando si dice il sindaco non può, no, il sindaco se ha delle idee, se va lì con la bandierina per difendere il tale reparto, per difendere il tale ospedale, ma se ha delle idee, Posso aggiungere qualcosa? sì. No, perché allora, se abbiamo detto che non mettiamo la croce addosso, non è perché siamo buoni, ma perché bisogna risalire agli errori che stanno a monte. Se ai sindaci si chiede di fare delle valutazioni su una lista di indicatori che sono più o meno come la griglia dei LEA, ho capito che lei lavora in sanità, quindi sa cos'è la griglia dei LEA. Cos'è la griglia dei LEA? È l'elenco di alcuni indicatori che sono solo 25 su 400, 500 livelli essenziali, gli indicatori sono solo 25. Per fare le cosiddette graduatorie, chiamiamole così, delle regioni che sono in regola con i LEA. Poi noi leggiamo sui giornali, il Veneto è come la Toscana, è meglio della Lombardia, è peggio della Emilia Romagna. Da dove risulta questa cosa? Da una valutazione di pochi indicatori, 25, di cui solo 8 riguardano il territorio. Noi stasera qui avremo elencato circa 40-50 problemi che riguardano il territorio. Solo 8, e neanche quelli più significativi. Ugualmente si fa la valutazione dei direttori generali. Se cioè la valutazione viene fatta su indicatori del tipo quanti giorni passano dal ricovero di un fratturato al femore prima dell'intervento chirurgico, che è uno degli indicatori della griglia LEA, no? Siccome devono passare non più di 48 ore, mi pare, circa, ecco, è evidente che la corsa a rispettare quell'indicatore c'è da parte del reparto, in quel caso di ortopedia. E così fa bella figura anche l'azienda, anche il direttore generale. E quindi i sindaci, quando si trovano di fronte a questo risultato che è oggettivo, non possono che dire ok, è giusto. Ma questo è diverso, una valutazione diversa sull'operato complessivo del direttore generale per tutte le attività dell'azienda, anche sul territorio. Quello lì non è oggetto di valutazione dei sindaci. Chiudo, voglio dire, non scambiamo il giudizio su quei pochi indicatori che sono già prefissati, sui quali la indicazione è pressoché oggettiva. Si fa fatica a dir di no, cioè non si può essere animati da un pregiudizio di fronte a dati certi. Siamo seri, no? Siamo seri su questo. Dopodiché si può invece dire, questo non implica
un giudizio positivo di tutto l'operato invece della direzione generale per quanto riguarda diciamo, la garanzia del diritto alla salute dei cittadini di questo territorio. Ma su questo la valutazione è più di ordine politico, non di ordine, chiamiamolo pure, di premio o punizione attraverso un riconoscimento economico, insomma, no? Perché, ripeto, ha molti limiti quella griglia lei a cui ho fatto riferimento. Per esempio nella griglia lei non c'è niente sulla psichiatria, per esempio. Perché è così ai margini? Perché non è oggetto di valutazione, no? Mi sono spiegato? Sì, e se posso aggiungere una proposta proprio del Partito Democratico, è quello di dare il giusto potere al direttore sanitario del sociale e al direttore generale, e anche il potere ai sindaci di poter dare un giudizio e un parere obbligatorio su tutta una serie di questioni. Ecco, il compianto Claudio Sinigaglia ha fatto delle battaglie su questo, e siccome il nuovo piano sociosanitario deve essere fatto, adesso è il momento da parte dei cittadini che si facciano sentire presso i propri amministratori, in maniera che mentre prima come dire, i sindaci, anche quelli importanti, e qui lo dico subito tanto per intendersi, Brugnaro, sindaco di Venezia, non è mai andato alla conferenza dei sindaci, ha delegato un assessore, un giovane assessore, carissima persona, carissimo amico, lui non è mai andato. Ha tenuto bloccata questa attività perché voleva che la presidenza fosse data per sempre al sindaco di Venezia, e noi l'abbiamo bloccata, cioè, per queste stupidaggini, quindi vi dovete figurare. Però è ora che appunto ci sia un risveglio, come diceva Margherita, che da questa crisi, da questa sofferenza della pandemia, almeno prendiamo tutte coscienza che bisogna modificare tante cose. Qualcuno ha chiesto? Franco Marchiori, vieni perché altrimenti non sentono le persone. Sì. Io propongo invece, a questa lettura, questa chiave di lettura, che può essere interpretata in termini molto tecnici, sanitari tecnici, e anche per rispondere ad alcune giuste osservazioni fatte prima, io propongo una lettura di questo tipo. Allora, senza fare tutta la storia, dopo metto a disposizione un lavoro che abbiamo fatto come FAPACRI, di cui sono stato segretario, vice segretario regionale, come la messa a punto della sanità. Però tralascio questo e cerco di affrontare la questione delle diseguaglianze, che è una questione generale, mica solo della sanità. Anche la sanità può essere, cioè ci sono delle condizioni, situazioni economiche, eccetera, che sfociano in povertà sanitaria. Però io cerco di alzare il tiro. Allora, la Regione ha promesso, in collegamento, cioè si è impegnata in collegamento col piano nazionale, di recuperare l'arretrato delle prestazioni ordinarie, perché il primo grande impatto è che abbiamo accumulato 400.000 prestazioni, e per questo le ULSS si sono attivate, hanno chiamato, si cerca di rispondere, però non sempre è possibile rispondere. Ecco, e questo è un impegno che la Regione, chi è impegnato nella Regione deve seguire l'evolversi di questa situazione, perché può darsi che tanti cittadini trovino una risposta rispetto a una prestazione arretrata, può darsi che questa la risposta non ci sia, dove si va?
si va nella sanità privata. Ma la sanità privata è accreditata e convenzionata? Quale sanità privata? Parliamo di prestazioni incluse nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. Ecco, e quindi succede anche un po', può succedere che ecco, la fuga del personale medico, la fuga è un dato oggettivo, per cui gli stessi operatori, alcune ragioni le abbiamo capite con la ristrutturazione dell'ospedale, l'eliminazione dei reparti, non dare uno sbocco di tipo professionale ai nostri giovani ai nostri giovani medici. Per cui si sta rimediando, ma con molto ritardo, ci vogliono 3-4 anni per avere i primi specialisti, frutto dell'ultima decisione. Ecco. Cosa facciamo? Allora, perché si torni, l'assessore ha affermato, questo è il tipo, ha detto, torneremo alla normalità alla fine dell'anno, cioè dovremo recuperare tutte le 400, ma cosa vuol dire normalità? Allora, prima della pandemia, le spese di tasca propria dei cittadini italiani, quando si rivolgevano tempi non accettabili, andava al privato, incideva per il 24, 25 e 26%. Con gli ultimi finanziamenti, frutto della ritrovata centralità della sanità pubblica, con le ultime leggi finanziarie, il finanziamento è stato elevato dai 119 ai 123 ai 124, bisogna aspettare però il conto consuntivo. Allora, perché una vera normalità che non dia origine a diseguaglianze, e finisco, è quando il cittadino si rivolge al servizio sanitario pubblico e trova la risposta, cioè c'è equità nell'accesso e nella risposta in termini della prestazione adatta, seppure con tutti i filtri dati dalla appropriatezza dei medici di famiglia. E qual è il rischio? Che se andiamo avanti 3-4 anni, queste diseguaglianze con questi termini, con questo tipo di organizzazione ospedaliera, se non viene fatta la medicina territoriale con tutti i criteri, perché la medicina territoriale serve a ridurre le punte del pronto soccorso, cose che avete detto che sul piano tecnico, altrimenti queste diseguaglianze continueranno ancora per un bel po' di tempo, con un tendenziale aumento della povertà in termini assoluti che voi tutti conoscete. Quindi in termini politici bisogna cavalcare il discorso delle diseguaglianze, e diseguaglianze in particolare in sanità, perché se uno non si cura perché non ha i soldi per ricorrere alla sanità privata, non si cura e rischia più degli altri di lasciarci la pelle. Grazie. Franco. E do alla Margherita che ha qualcos'altro, però abbiamo a disposizione. Io lascio il posto. Bene, grazie a tutti, io mi avvierei verso la chiusura, è arrivato anche il nostro candidato Tiziano Baggio, a cui chiederei di fare un saluto. Ciao Tiziano. Buonasera, buonasera, scuso per il ritardo, come si suol dire, visto che lavoravo in Trenitalia. Mi dispiace di averlo fatto, non essere venuto dall'inizio, perché queste occasioni di approfondimento, di incontro, di relazioni da persone competenti che conoscono la materia sono estremamente importanti. Abbiamo perso da tempo, complice la pandemia, ma non solo, la capacità di confrontarci, di scambiarsi delle idee, di polemizzare, insomma, di crescere tutti insieme e di dare il giusto valore alla competenza. Quindi
Ringrazio il Partito Democratico per questa occasione che purtroppo io ho perso. Sono stato a confronto tra candidati sindaci e Zianigo e credo proprio che è stato giusto andarci. Avevo chiesto lo spostamento, non c'è stato niente da fare. Tema sanità. Allora io ieri sera al dibattito promosso delle altre mi sono state chieste quali sono le 3 cose che tu vorresti vedere realizzate dopo il tuo impegno nel caso venissi eletto. Io ne ho indicate 3. Una è il cambiamento del funzionamento degli uffici che devono essere veramente a misura di persona. Purtroppo nella pubblica amministrazione troppo spesso si autodifferenziano. Questo non dipende dai dipendenti, dipende dal leader, da chi dà la guida, da chi indica la strada, e probabilmente questo è un tema. E mi sono proposto di misurarla, questa cosa, vedremo come, ma il metodo si trova. Dobbiamo avere il 90% dei cittadini che sono soddisfatti dell'erogazione dei servizi da parte del comune. L'altro tema è l'ottenimento della certificazione energetica ambientale, un numero che ci dica che effettivamente stiamo facendo le cose che dobbiamo fare. Questa non l'ho detta, però Gabriele la diremo lunedì prossimo, perché alle 17 avremo ospite la ministra Bonetti e parleremo di politiche familiari. Una delle cose che mi piacerebbe fare, siamo diventati comuni amici, amico della famiglia, dobbiamo aderire anche al progetto di family audit, qualcuno che venga a vedere e che ci dica veramente voi siete un comune amico della famiglia. Terza cosa di cui ho parlato è la sanità. Allora, qual è il ruolo del sindaco? Insomma, io sono un po' novizio, no? Mi sto orientando. È un tema che non è di diretta responsabilità del sindaco, però il sindaco rappresenta il territorio, partecipa ad alcuni momenti della vita, io la chiamo della sanità. Io penso che il sindaco possa fare molto. Penso che se un cittadino chiama il comune e gli dice ho un problema sulla mia strada, non gli si possa rispondere a una strada, è competenza della città metropolitana, chiama la città metropolitana, penso che è il comune che se ne deve far carico e risolvere il problema sul cittadino, esattamente come nella sanità. E quando parliamo di sanità dobbiamo stare molto attenti, perché c'è un po' il rischio poi da parte di chi lavora nella sanità di, come dire, sentirsi inadeguati, e dobbiamo comunicare bene questo tema. Io ho con Gabriele girato un paio di giorni all'ospedale, ho anche mia figlia che lavora, so quante ore fa, ho visto persone superavano le 20 ore di prestazione, quindi il sacrificio delle persone che lavorano all'interno della sanità, non solo durante l'emergenza Covid, che lì è stato insuperabile, insomma, ma anche ogni giorno, tutti i giorni, è notevole. E quindi dobbiamo imparare a comunicare bene, perché il rischio, ve lo dico io che ho lavorato in Trenitalia, quando attaccavano Trenitalia dalla parte politica, io mi mettevo in difesa come dipendente. Quindi dobbiamo comunicarla bene questa cosa. È stata comunicata bene. Il tema della sanità, come ha detto Franco, è un tema di uguaglianza o disuguaglianza, è un tema di diritti. Al confronto tra candidati sindaci ne ho fatti 3. Non c'è stata una domanda o una richiesta sulla sanità e sul sociale. Non ce n'è stata una, sapete perché a mio parere? Perché la gente era rassegnata. Era segnata. Quando mi rapporto con l'ospedale, se ho i soldi manco telefono, se sono così provo ed eventualmente mi sistemo, se non ce la faccio non ho neanche la forza per lamentarmi. Questa cosa non esiste, per quello che se sarò eletto io mi dovrò far carico in modo assoluto di questo problema, di comunicare, di portare a tema, di superare la rassegnazione. Io questa cosa
Ci credo, farò possibile, mi appoggerò alle competenze, già che io sul tema delle competenze ho una sorta di, come dire, di mania. Un conto è essere leader e indicare la strada, un conto da chi venga indicata la strada. Quindi faremo un percorso insieme, senza avere uomini solo a comando che non ci portano da nessuna parte. Lo faremo insieme a voi. E di questi momenti, se sarò eletto, ne avremo diversi, perché dovremo parlare di sanità, ma dovremo parlare anche del nostro territorio e dell'attrattività del nostro territorio e di quali futuro immaginiamo non per Milano, per il nostro territorio, perché le imprese si muovono rapidamente, così come rapidamente si muovono i nostri figli che si spostano, emigrano, ne nascono pochi e la politica deve cominciare a parlare di questi temi in modo serio e dobbiamo pensare che le risposte si possono dare. Sono difficili, sono complicate, ma la strada va cercata. Non possiamo rassegnarci non all'immigrazione, all'emigrazione, cominciamo a parlarne. Non possiamo rassegnarci alla denatalità, non possiamo rassegnarci alla povertà, non possiamo rassegnarci alla guerra, non possiamo rassegnarci a tutte queste cose. Nel confronto tra candidati sindaci, a mio parere, la rassegnazione da questo punto di vista è emersa. Non che gli altri problemi non siano importanti, ci mancherebbe, però insomma vogliamo che i nostri figli vivano su una situazione diversa. In questo caso abbiamo parlato di sanità, questo è importante, sanità e sociale.